L'affluenza alle urne è quasi al 77%, la netta affermazione del no addirittura al 62%, la bocciatura della riforma costituzionale per i veneti è senza appello. Io direi un ottimo risultato e mi lasci dire il più grande risultato è rappresentato dal fatto che il Veneto è la prima regione in Italia per affluenza alle urne, quindi un grande esercizio di democrazia e un grande segnale di civiltà che i veneti hanno dato all'Italia intera. La speranza che il Presidente della Repubblica sciolga le Camere e si vada subito a votare. Un voto che è soprattutto riaffermazione del desiderio di autonomia, al punto che per qualcuno il referendum veneto su questo tema sarebbe ormai superfluo, non per la deputata Dem Simonetta Rubinato, per la quale invece va indetto e fatto pesare alla pari di questo voto. Io l'ho detto da tempo che il mio sì era un sì alla riforma costituzionale unito a un grande sì anche sul referendum prossimo sull'autonomia. Non è una notizia che qui in Veneto si voglia l'autonomia, la notizia è che abbiamo uno strumento finalmente per far sentire la nostra voce a Roma e credo che sia un'occasione assoluta da non sprecare. No alla lettura strettamente politica dell'esito referendario. Sicuramente nel voto c'è anche un segnale di rabbia e di insofferenza di molte famiglie che soffrono e credo che ci dobbiamo occupare di questo. Per il Veneto poi avere lo strumento dell'autonomia responsabile che possa permettere strumenti maggiori per andare incontro alle esigenze delle nostre imprese e di chi in questo territorio comunque sente il disagio della crisi economica, credo sia un altro lavoro importante da fare e spero che il Partito Democratico su questo finalmente non balbetti più e dica finalmente con una parola chiara che l'autonomia è da sempre un nostro valore, tant'è che l'abbiamo messa noi in Costituzione nel 2001 e quindi camminiamo in questa direzione.